Grazie, buonasera, ringrazio Roberto per l'invito, anche perché i momenti di confronto ce ne sono pochi. Devo dire, si dice che campagna elettorale perché si fanno i confronti? Beh, perché i momenti in cui i politici ascoltano di più. Allora tanto vale farli ascoltare in campagna elettorale e fargli prendere anche qualche impegno. Dopodiché è importante il ruolo dei comitati, che sono quelli che devono fare in modo di verificare se gli impegni presi vengono mantenuti. Io mi ricordo 5 anni fa, campagna elettorale a Reggio, gli impegni un po' li abbiamo tirati anche fuori in questi mesi, siamo andati a rileggerceli. Questa giunta, onestamente, Corradini ne ha mantenuti davvero molto pochi. Io un anno fa ero alla trasmissione televisiva, mi viene in mente prima, con Menozzi, scusa, Menozzi, e avevamo fatto di fronte a Corradini una provocazione. Ci sono una lista di appartamenti che sicuramente sono da verificare, modularmente affittati ai clandestini, c'è qualcuno che ci lucra, c'è qualcuno che ci mangia. Cominciamo a dare un segnale che c'è un'amministrazione che esiste, che va a verificare, che utilizza la nuova norma Maroni della Carta di Parma diventata legge, cioè l'amministrazione comunale va a prendere l'appartamento e guarda che qui si va a colpire l'italiano che ci lucra, non si va a colpire. Se becca un clandestino, lui è illegale, avrà le sue conseguenze, ma l'appartamento viene sequestrato, diventa proprietà del comune. Cominciamo a farlo capire. L'ha fatto li ha sequestrati 4 o 5 al giorno a settimana, 40-50 appartamenti in centro si sono immediatamente liberati, perché la gente se l'è fatta sotto. C'è l'amministrazione che fa il suo dovere, ha fatto capire che c'è la legalità, c'è un sindaco che va a verificare le cose e le fa rispettare. Le leggi non c'è bisogno di farle. Io sono dovete vedere le leggi sulla sicurezza dell'ultimo anno, tutte quelle che ci sono, ce ne sono circa 1400, non sono troppe, però quelle applicabili sono almeno 5 o 6 importanti, tra cui quella di Maroni. E guardate, Maroni non l'ha scritta a caso, lo dico perché questo mi fa anche un po' rabbia. Il ministro Maroni ha fatto una cosa nuova, mi ricordo che ci convocò alcuni presidenti di commissione parlamentare, tra cui anch'io, convocò alcuni sindaci del nord Italia, città non enormi, città medie, quasi tutti. Tra l'altro in questa fascia era rappresentato il sindaco Zanonato in Padova, c'era anche Del Rio, perché era rappresentato, ma c'era, e gli dice: quali sono gli strumenti che vi mancano a voi sindaci per dare sicurezza? Ci sono quelle norme che prevedono che non si può fare un'induzione senza mandato, però il sindaco potrebbe bypassare questa norma se non gli diamo gli strumenti. Sono le ordinanze da fare sul commercio abusivo, sui kebab per i controlli, sulla costruzione, c'è per i problemi di quelli che danno fastidio di notte. Ci sono una serie di norme che vi vietano di intervenire. Togliamo queste norme che vi vietano di intervenire e facciamo in modo che possiate fare il vostro mestiere, possiate voi dare sicurezza ai cittadini. Hanno scritto 40 righe, su 40 norme. Queste norme per la prima volta nella storia non è il governo che le fa e noi le dobbiamo applicare, ma le hanno scritte i sindaci e sono diventate legge dello Stato. Il problema è che i sindaci, posso dirlo, quello della Lega, le stanno utilizzando tutte. I sindaci di centro-sinistra non ne hanno utilizzata una. E guardate che nelle firme finale c'era anche Graziano Del Rio. Ora questo qua mi fa rabbia, cioè questo va a firmare le cose e neanche sa cosa sta andando a firmare. Ora non diamo la colpa al governo nazionale, quando c'era Prodi le cose non è che andassero meglio. Il problema è che qui se uno vuole fare le cose le può fare oggi, perché basta andare a controllare, ci sono anche altri strumenti. Con l'anagrafe si può controllare chi ha dei locali che non sono abitazioni, ci sono masonette, il garage, e magari va a chiedere dei dire all'allacciamento. C'è qualcosa che non va, guarda che sono verifiche che si fanno in 2 ore, con dei buoni input politici si vanno a fare, ma l'input politico deve darlo anche chi ha il manico in mano, cominciare dal sindaco, da chi dirige la sicurezza, non l'assessore a cui fanno fare magari qualche convegnino, qualche presenza, ma noi danno in mano gli strumenti. Perché guardate che i vigili urbani, io li chiamo così perché a Reggio non possiamo chiamarli diversamente, vengono utilizzati a fare i vigili urbani. Io vorrei vedere inventare polizie locali, sono convinto, perché conosco tanti che loro per prima avrebbero voglia di farlo. Certo, se l'input è vai davanti alle scuole la mattina a fare il servizio davanti alle scuole, dimenticando che Reggio potrebbe riattivare col volontariato, con una grande risorsa, l'utilizzo degli anziani che lo farebbero volentieri questo servizio, per motivi contrattuali e sindacali tu non puoi utilizzare la sera per girare il territorio per dare sicurezza. E allora c'è volontà di avere una città insicura. La città che è preda di altre persone, dove di sera noi ci chiudiamo in casa e consegniamo la città in maniera completamente sicura, avendo paura di mandare fuori la moglie o la figlia. Ma questa è la volontà politica di questa città. Si è voluto fare in modo di renderla inaccessibile, il centro storico soprattutto, non raccontiamoci storie, perché i parcheggi sono veri e legali, le multe davanti ai ricorsi le stanno perdendo quasi tutte, mettono 7-8 milioni, poi diventano 10 a bilancio preventivo, per forza consuntivo ci devono essere.
se tu li hai messi a preventivo. E vuol dire che il vigile urbano lo mandi solo a fare multe. Quello è l'unico. Guarda che sono anche stanchi, sono sono degli esattori quando vorrebbero invece essere a servizio della comunità, ma vengono mandati a fare solo quello, non sicurezza. E lì sarebbe un sistema integrato di sicurezza che funzionerebbe, un messaggio chiaro, l'illegalità non è più ammessa. Poi ti fanno la circolazione, che è un esatto, ma di fatto giri di rotonda, hanno previsto 13 rotonde. Ma voi pensate, in una circolazione che la giri in rotonda, mentre ci sia 13 rotonde, io dico, uscirai lavato e centrifugato come lavatrice, però non credo che tu se dovevi andare tanto stiloso mai finisce sesso, perché non ci capisci più niente. E questo è un altro modo per rendere accessibili i fotoret. Ormai è diventata veramente una città chiusa in se stessa, nel quale è impossibile fare controllo. Perché l'hanno fatto? Sono matti? No, volontà politica. Ci sono, lo diceva prima Monducci giustamente, nel DSC 7 nuovi centri commerciali, uno di fronte alla famosa fermata di Badani, quando la faranno, e allora qualcuno pensa di fare un parcheggio senza dover uscire dall'autostrada, potendo entrare nel centro commerciale direttamente. Allora, noi sono matti, sono diventati matti. Pur di favorire i centri commerciali, sono disposti a distruggere completamente la città. E lo fanno perché lì c'è consumo. In un centro commerciale tu non vivi, lì ti vai a consumare. Mentre un popolo, come siamo noi, ha una sua identità, una sua storia, una sua tradizione, una sua valenza.